Il culto dei morti tra ragione, fede e tradizione. Omicidio a Trapani, accoltella il compagno e confessa. Il delitto era stato annunciato su Facebook. A Palermo, 22enne ferita al volto con un coltello dal fidanzato di 23 anni. Maxi operazione antidroga al quartiere Sperone di Palermo. Si chiude l'edizione 2021 con la cerimonia di premiazione. Prossimo appuntamento su Sciascia a Milano. Calcio, il Castellammare ferma la corsa dell'Acragas. Basket, seconda vittoria consecutiva in casa per la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi 2 novembre, il culto dei morti fra ragione, fede e tradizioni siciliane. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta stamani al cimitero di Bonamorone la cerimonia della commemorazione dei defunti alla presenza dell'arcivescovo Don Damiano, una santa messa in collaborazione con il clero locale, del coro della cattedrale che hanno intrattenuto i presenti, tra questi le autorità locali, il prefetto, il comandante delle forze dell'ordine, il sindaco. Una festa a detta di Don Damiano che riprende dal vivo dopo la pausa del Covid e che rappresenta per i cristiani tutti il significato di pregare per le anime di quelli che ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione e che hanno conosciuto la fede in Dio. Che significato assume oggi la commemorazione dei defunti? Assume il significato che porta con sé da tempo immemorabile. Commemorare i defunti significa guardare alle nostre radici e ripensare a quegli amici e fratelli che ci hanno accompagnato in un tratto di strada e che sono giunti alla pienezza della vita. Significa ricordare coloro che ci hanno dato la vita in un continuum di vita che non finisce con la morte, ma anzi nella morte trova l'ingresso alla vita piena, dove non ci sarà più né lacrime, né dolore, né malattie, ma veramente la luce del Signore risorto illuminerà tutti. Stamane ci accoglie una giornata di sole, quasi che questo sole voglia ricordarci quella luce in cui vivono i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri affetti defunti. Dopo il Covid si ritorna, insomma, anche se ancora non c'è da stare molto allegri, quindi un significato particolare anche per noi cristiani. Il Covid ha certamente segnato tanti cambiamenti nella vita di tutti, più o meno in ogni parte del pianeta. Il credente è di suo in cammino. Tutti noi siamo un popolo pellegrino che inizia questo cammino dal fonte battesimale, lo compirà nell'ingresso della Gerusalemme nuova. Il Covid ci ha fatto cambiare passo, ma non ci ha fatto fermare. Che dire ai nostri fedeli? Un suo messaggio magari breve. Il Signore è veramente risorto. Oggi è commemorazione dei nostri defunti e è importante essere qua in presenza tutti, si è potuta celebrare la messa. È un segno importante, un segno post-pandemico e finalmente possiamo in pubblico continuare le attività celebrative che si facevano prima. Siamo stati 1 anno e mezzo fermi, è un segnale forte. Vorrei ricordare però i 22 decessi per Covid che ci sono stati qui ad Agrigento. Vorrei ricordare che il primo è stato un mio caro amico, Pippo Baldacchino, che ricordo con immenso affetto perché è amico e perché anche da medico ho seguito anche la sua triste vicenda. Oggi avete fatto un bel gesto per la comunità. Sì. Sì. Io sono arrivato qui, avevamo i posti noi riservati, io e le altre autorità civili e militari, però con la platea piena di gente anziana che assisteva alla celebrazione non me la sono sentita proprio di approfittare di questo privilegio e quindi abbiamo tutti ceduto il nostro posto a chi veramente ne aveva di bisogno. Assistere alla celebrazione in piedi non è costato nulla, ci mancherebbe altro. Il sindaco interviene anche sulle problematiche cimiteriali.
Ci sto lavorando da circa un anno, avete però ben appreso che soltanto oggi finalmente avrò 2 dirigenti in più proprio all'ufficio tecnico, che sono quelli che mi daranno anche una mano d'aiuto e saranno il volano proprio per queste attività, tra cui anche i nostri cimiteri. Ripeto, io aspetto che i miei dirigenti si insediano, così possiamo finalmente riprendere le normali attività amministrative. Naturalmente la manutenzione si farà, sarà fatta, si dovrà fare. Sindaco, c'è chi si è lamentato anche per il mancato ingresso a Piano Gatta dei portatori di handicap. Ma non è vero niente, perché nei giorni 31, 1 e 2 ho aperto il cimitero a chi aveva realmente bisogno, oltre ai portatori di handicap, a chi aveva proprio una sensibile riduzione alla deambulazione. È stato un successo, sono state pochissime le richieste, non si è creato nessun disagio, sono stati anche assistiti all'ingresso e all'uscita, è andato tutto bene, quindi, e penso che questo per me è una pietra miliare, perché non mi fermo qui. E peraltro voglio precisare che fino a pochi mesi fa il cimitero di Piano Gatta era privato, e quindi il privato può decidere e applicare le proprie regole. Adesso che, ripeto, da pochi mesi l'abbiamo preso noi come amministrazione comunale, le regole sono ben diverse, bisogna rispettare le leggi, ma comunque vedremo di trovare poi una soluzione. Per la struttura di Bonamorone invece? Anche su questa ci sto lavorando e vedremo anche di fare una grande opera di manutenzione. Anche la tua presenza qui oggi in un momento importante per la comunità cristiana e non solo, la commemorazione dei defunti. È un momento importante nel quale ricordiamo i nostri cari, e ricordarlo nella nostra città ha un valore, per chi è di questa terra, ha un valore particolare. Il culto dei morti da sempre ha affascinato e tormentato l'umanità. Non è semplice curiosità, ma esigenza di attribuire alla morte un senso, da un lato la ragione, dall'altro la fede. Poi ci sono le tradizioni che variano nei diversi luoghi, paese che vai, usanze che trovi. In Sicilia Camilleri racconta dei regali che i genitori facevano trovare in un angolo della casa ai propri bambini la notte tra l'1 e il 2 novembre. Margherita Trupiano. I morti e la loro festa. Andrea Camilleri parla di un filo che lega la nostra storia personale a quella di chi non c'è più. Un concetto breve e chiaro che racchiude l'essenza della commemorazione dei defunti, che in Sicilia diventa appunto la festa dei morti, un'occasione per dispensare doni, giocattoli e dolci ai piccini. E così, da mesta commemorazione a festa, il passaggio che sembra difficile e lungo diventa brevissimo. Tutto si svolge in una sera di attesa, una notte e un giorno, giusto il tempo di scoprire dove sono stati ben nascosti i regali, stupirsi e gioire, e poi correre al cimitero e ricordare, commuoversi e ringraziare quei cari defunti per i dolcetti, per i giochi, per quel ben di Dio riservato ai bambini siciliani. Una tradizione che in Sicilia suole imprimere ai più piccoli l'insegnamento di rievocare, continuare ad amare, essere grati a quegli affetti scomparsi da questa vita che spesso non hanno neanche conosciuto, ma che anno dopo anno continuano nella notte tra l'1 e il 2 novembre ad aleggiare in quell'immaginario collettivo e tenerissimo tra le pareti delle case, recando doni. Una festa che è simbolo di felicità e gioco per i più piccoli, emozionati in quella ricerca di oggetti ludici desiderati e di leccornie. Sono loro che di buon mattino frugano negli anfratti più nascosti delle abitazioni, dove frutta di martorana e coloratissimi pupi di zucchero, biscotti, rametti di miele, taralli e tetù profumano di mandorle, cioccolato e vaniglia, geste e panieri. È il segno di una ennesima manifestazione d'affetto di chi non c'è più, di vicinanza ai cari, di presenza verso quella famiglia siciliana nella quale pulsano ancora i valori di amore e rispetto, pulsano a dispetto di un'epoca che la rende sempre più eterea, sfuggente, disgregata e liquida. Quella festa è un tripudio di gioia per i piccoli e alleggerisce l'angoscia della morte, lancia un messaggio: si va via verso una dimensione diversa, si vive ma in altra forma, che consente ancora di esserci, di portare doni, di esistere.
E tra rituali religiosi e paganesimo, e al di là delle convinzioni personali, fare in modo che la tradizione possa perdurare ci stimola a credere che sia così e chissà anche a sognare per una notte di poter sorprendere alle spalle e riabbracciare i nostri amati morti. Omicidio sabato notte nel centro storico di Trapani. La vittima, Christian Favara, 45 anni, è morto dopo essere stato accoltellato dalla compagna. Il delitto è avvenuto nell'abitazione in cui vivevano i due, alle spalle della cattedrale di San Lorenzo. A seguito delle prime indagini, la donna, Banda Grignani, 36 anni, di Trapani, con problemi di tossicodipendenza, come riferiscono i militari, è stata fermata dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato e ucciso il compagno durante una lite avvenuta nella notte. Christian Fava, ai domiciliari con il braccialetto elettronico e con la misura restrittiva di rincasare entro le 23, aveva richiesto di trasferire il domicilio dove scontare la pena lo scorso marzo. Da quel momento era stato un continuo chiamare da parte di entrambi la polizia e i carabinieri, perché i due litigavano quasi giornalmente. L'ennesima lite, forse causata dal ritardo di Christian nel rientrare oltre l'orario prescrittogli, è sfociata nell'omicidio. Ma in qualche modo il clima che ha portato all'omicidio era stato annunciato su Facebook. Banda Grignani aveva scritto qualche ora prima del delitto: l'intenzione di fare qualcosa che non avrei mai pensato. Vi amo, perdonatemi. La donna si trova nel carcere Pagliarelli. Ero esasperata, ma l'ho colpito per difendermi, ha detto ai PM la 37enne. Una ragazza di 22 anni è stata ferita al volto e alle braccia, forse con un coltello da cucina, dal fidanzato di 23 anni. Durante la lite anche lui è rimasto ferito alla mano. La giovane è stata trasportata all'ospedale civico, il ragazzo al policlinico. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile. Il ferimento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Palermo, nel quartiere Noce. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Palermo. I militari hanno eseguito 58 misure cautelari, smantellando una delle più grandi holding dello spaccio del Sud Italia, individuata nel quartiere Sperone di Palermo. I dettagli nel servizio. Le camerette dei bambini utilizzate per celare coca e hashish, i magazzini adibiti a cucine per il crack o ancora a sale riunioni per discutere le strategie e ripartire con i guadagni, i minorenni sfruttati come pusher per vendere anche vicino scuola, donne con ruoli da contabili ma sempre pronte a sostituire i vertici in ogni evenienza. E questa l'istantanea dello Sperone di Palermo che i militari dell'Arma consegnano alle cronache. Sono 57 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare con cui il GIP ha disposto il carcere per 37 indagati e i domiciliari per altri 20. Per un'altra persona è stato invece disposto l'obbligo di presentazione alla polizia. Stimato un business da circa 1,5 milioni di euro l'anno che serviva per l'approvvigionamento della droga, per il sostentamento delle famiglie avvolte, per le spese legali. Le indagini condotte dai carabinieri con coordinamento della direzione distrettuale antimafia, culminate nel blitz denominato Nemesi, ossia personificazione nella mitologia greca e latina della giustizia distributiva e perciò punitrice di quanto, eccedendo la giusta misura, turba l'ordine dell'universo, si riferiscono al periodo di febbraio-luglio 2018. Sussistono gravi indizi, ricostruiscono gli investigatori per affermare l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante nel quartiere Sperone. Tre gruppi criminali operativi, ciascuno dei quali guidato da un diverso capo, avevano un'autonomia gestibile riconosciuta dal vertice e promotori dei tre gruppi dell'organizzazione, che conferiva maggiore fluidità rispetto a una struttura rigidamente gerarchizzata. Come appurato nel corso dell'attività investigativa, gli spacciatori utilizzavano ogni angolo, sia in strada che all'interno degli edifici, per nascondere le dosi da vendere o i soldi incassati dai clienti. I pusher
aggiungono ancora d'allarme, erano organizzati su turni per garantire la piena attività anche in orario notturno con direttive precise sui punti dei cortili condominiali in cui nascondere lo stupefacente, sulle modalità di consegna agli acquirenti. Durante le investigazioni, aggiungono ancora i carabinieri, sono state arrestate in flagranza 37 persone, ne sono state segnalate altre 56 come acquirenti, sequestrati invece 3 kg di sostanze stupefacenti e 6.000 euro in contanti. Al vertice 3 pregiudicati gravitanti nell'orbita della criminalità organizzata. Lo Sperone in sintesi non ha mai smesso di essere la periferia ghetto di Palermo, nonostante l'impegno di tanti residenti, delle associazioni, della scuola. Alcuni cittadini sono scesi anche in piazza per chiedere che venga restituito alla comunità l'asilo nido di via Padre Annibale di Francia, ormai diventato il simbolo del degrado. Ma allo Sperone, in quella parte di Palermo, purtroppo è cambiato davvero poco. Il provvedimento corona una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia San Lorenzo nei confronti di 3 distinti gruppi criminali operanti nell'ambito del quartiere Sperone di Palermo, una delle più imponenti piazze di spaccio del sud Italia, un vero e proprio supermercato aperto H24, permanentemente presidiato, dove era possibile acquistare crack, cocaina, hashish e marijuana. Sono oltre 3.600 le cessioni di stupefacenti che vengono addebitate agli indagati, cui sono contestate anche le aggravanti di aver utilizzato minori nell'attività di spaccio, di aver spacciato a soggetti minorenni e di averlo fatto anche in prossimità di un edificio scolastico. Malviventi in azione in via Carlo Alberto a Canicattì, dove una tabaccaia del posto è stata spintonata, aggredita e derubata dalla borsa al cui interno vi erano custoditi circa 2.000 euro, l'incasso del weekend. Il ladro ha colpito all'orario di chiusura. Tutto lascerebbe pensare ad un piano ben studiato e programmato nei minimi dettagli. È probabile che qualche complice lo attendesse per la fuga. Indagano i poliziotti del commissariato di Canicattì. È stato accerchiato, spintonato e minacciato con il chiaro obiettivo di farsi consegnare il portafogli e il denaro contante, 1.400 euro, che custodiva al suo interno. È successo domenica sera in piazza Ravanusella ad Agrigento, dove un 41enne tunisino sarebbe stato aggredito, pare, da alcuni connazionali. Ancora poco chiara però la dinamica e il movente. La vittima ha presentato regolare denuncia ai carabinieri. Indagano i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Ha provato a mettere a segno l'ormai nota truffa dello specchietto, non facendo però i conti con la vittima, un 75enne agrigentino ex appartenente alle forze dell'ordine. Quest'ultimo, capendo la tentata truffa e i suoi danni, ha notato il numero di targa e chiamato i poliziotti, che in breve tempo hanno identificato l'uomo arrestandolo. Si tratta di un 28enne originario di Castrofilippo, già noto alle forze dell'ordine per questo tipo di reati. Adesso si trova ai domiciliari. Il fatto è avvenuto in via Gramsci a Porto Empedocle. Il 28enne ha adocchiato la possibile vittima e lanciato una pigna contro l'autovettura, simulando poi un danno alla carrozzeria. L'anziano però ha capito tutto, segnalando il numero di targa alla polizia di Porto Empedocle. Mancanza di infrastrutture ad Agrigento. La rete delle professioni tecniche fissa un appuntamento con le forze politiche tra 6 mesi per individuare gli sviluppi relativamente alle richieste inoltrate sabato scorso nel corso del convegno sul tema infrastrutture quale futuro per la provincia di Agrigento e la Sicilia centro-meridionale, svoltosi al Teatro Pirandello, durante il quale hanno relazionato Giancarlo Cancelleri, sottosegretario di Stato al Ministero Infrastrutture e Mobilità, e Marco Falcone, assessore regionale infrastrutture e mobilità. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Positivo è il riscontro che ha avuto il convegno svoltosi al Teatro Pirandello di Agrigento lo scorso 30 ottobre, organizzato dalla rete delle professioni tecniche. Diversi punti in considerazione: intanto la massiccia affluenza che si è registrata presso la struttura agrigentina, che non si vedeva da tempo per un simile evento, il sostegno delle tante associazioni del territorio, sia no profit che di lavoro, di tanti sindaci del comprensorio, la presenza di diverse rappresentanze dei parlamentari, e non per ultimo la sprona del prefetto ad andare avanti, la partecipazione al dibattito dei rappresentanti del governo nazionale e regionale, Cancellieri e Falcone. Insomma, il seme è stato piantato
e tra qualche mese la rete delle professioni incontrerà le forze politiche per individuare gli elementi innovativi rispetto allo stato attuale, gli sviluppi relativamente alle richieste fatti, in primis un nuovo piano di investimenti speciali per il nostro territorio. Intanto sentiamo in parte anche le ragioni di quanto hanno sostenuto l'iniziativa presente al Teatro Pirandello. Non soltanto perché è mondo femminile, ma anche noi soffriamo per il fatto di vedere la nostra città, la nostra provincia allontanata da tutti, impossibilitata a venirci a trovare, nessuno può venirci a trovare perché siamo fuori dal mondo, non abbiamo infrastrutture, non abbiamo niente, dell'aeroporto se ne parla dal 1959, è un assurdo, c'erano tutto pronto, soldi stanziati, c'era un decreto legge appunto che prevedeva l'istituzione di 3 aeroporti, gli altri sono stati realizzati, il nostro ancora no. E su strada ferrata non possiamo camminare, su gomma non possiamo andare. Ecco, siamo completamente immobilizzati. Ecco perché il nostro appoggio, forte appoggio alle istituzioni. Anche il Soro Optimist ha voluto aderire a questo invito delle professioni tecniche, consapevoli come donne impegnate nelle professioni di quanto sia importante che la nostra città recuperi il gap della marginalità geografica. Evidentemente siamo consapevoli delle grosse difficoltà che ci sono, apprezziamo questa iniziativa perché significa lavoro, significa economia, significa crescita. Naturalmente anche l'associazione ANDE ha aderito con molto piacere e con grande positività, perché ci aspettiamo un risvolto positivo da questi lavori delle associazioni tecniche che iniziano oggi e che si stanno occupando di un problema atavico, ma speriamo che possa avere uno sbocco, una soluzione. Naturalmente è una cosa che interessa tutto il territorio, che ha una forte ricaduta sul territorio, sui cittadini, su di noi, sulla nostra vita. Quindi ci contiamo molto e non perdiamo la speranza di poter risolverlo in qualche modo, grazie alle associazioni tecniche che hanno voluto portare avanti questo importante progetto. È una cosa importante soprattutto alla luce del fatto che col PNRR questa provincia è rimasta fuori. Ricordo a me stessa che già ad aprile i sindaci della provincia si erano mossi per una manifestazione e per un'indignazione nei confronti di un governo che non ha pensato a questa provincia. Sentirsi dire che la viabilità non era nei programmi del piano e la nostra provincia purtroppo sulla viabilità ha molte lacune ci ha lasciati stupefatti, quindi quello di oggi mi sembra un momento importante per capire verso quale futuro questa provincia può andare in termini infrastrutturali, mettendo insieme politica e tecnici. È un giorno importantissimo questo, a prescindere è una risposta veramente alla ripresa quasi post-pandemica, perché un convegno del genere è uno dei primi che si può tenere finalmente, è una cosa importante, vediamo le associazioni dei professionisti, dei tecnici riunite qua tutte assieme, all'unisono, hanno coinvolto anche tutte le autorità e questo è importante perché c'è una fame, una sete di ripresa e anche di infrastruttura. Agrigento deve essere non una città a vocazione turistica, ma deve essere una città turistica e naturalmente senza le infrastrutture non abbiamo dove andare. Penso che questa ripresa, e penso anche con l'intervento dei politici che competenti per settore, più anche tutti gli ordini qui presenti, penso che qualcosa finalmente noi riusciamo a ottenerla. Per quanto riguarda il PNRR, già anticipo che il giorno 3 io sarò a Roma con gli altri sindaci siciliani proprio per andare a manifestare a Palazzo Chigi la necessità che questa nostra Sicilia ha una carenza di personale e una carenza di fondi. Sono momenti di crescita, momenti di confronto, è bene non lasciare niente indietro, le nostre comunità hanno bisogno di tutto, tutti i finanziamenti che possono arrivare, tutto il contributo che vengono dagli ordini professionali. Tra l'altro noi abbiamo intenzione di riaprire i contatti con tutti gli ordini professionali che ci sono a Favara perché abbiamo bisogno del contributo di tutti e questi sono momenti di crescita importanti ai quali dobbiamo partecipare. Sindaco, si aspettava questa vittoria così schiacciante per il voto a Favara, come se lo spiega? Ma in realtà sì,
non per una sorta di arroganza in qualcosa, ma perché noi eravamo in giro, parlavamo con la gente, ci confrontavamo, l'aria era positiva, lo sentivamo, l'affetto, l'appoggio dei nostri concittadini, quindi eravamo sicuri del buon esito del risultato. Poi la quantità, il numero di voti non si possono mai calcolare in anticipo, però eravamo sicuri del risultato finale. La CNA sostiene questa iniziativa? Assolutamente sì, è un'iniziativa pregevole che deve essere sostenuta, ma non solo dalle organizzazioni, dalle associazioni professionali, ma da tutta la cittadinanza, da tutta la popolazione della provincia. Noi crediamo tantissimo che il volano dello sviluppo siano le infrastrutture e quindi in questo contesto noi siamo presenti perché vogliamo sostenere, ma vogliamo anche capire quali sono le strategie che si pongono in essere per cercare di raggiungere il completamento delle infrastrutture, per cercare di mettere in campo tutte le necessità che servono appunto a sviluppare il nostro territorio. Mini sbarco nella notte a Lampedusa, un barchino con 7 tunisini a bordo è stato intercettato a 1,5 miglia dalla costa dell'isola dai militari della Guardia di Finanza che intorno alle 4:30 hanno bloccato all'imboccatura del porto un'altra carretta con 5 persone. In entrambi i casi le imbarcazioni usate per la traversata sono state poste sotto sequestro e i migranti condotti nell'hotspot di Contrada in Briacola. Sulla più grande delle Pelagine, dopo una tregua dovuta alle cattive condizioni meteo, sono ripresi gli approdi. In poco più di 48 ore sono 300 le persone sbarcate con 14 diversi sbarchi. Durante le ore notturne tra sabato e domenica ignoti vandali hanno distrutto 3 vasi ornamentali collocati sopra le ringhiere del belvedere del Viale della Vittoria ad Agrigento, uno dei quali è all'altezza della salita a Coniglio. La scoperta è stata fatta domenica mattina. I vasi in ceramica sono stati ridotti in tanti pezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini. Giosuè Calacciura con il libro Io sono Gesù, edito da Sellerio, è il vincitore della 31esima edizione del premio Raca al Mare Sciascia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Io sono Gesù di Giosuè Calacciura, edito da Sellerio, è stato il vincitore della 31esima edizione del premio Raca al Mare Città di Grotte, che ha avuto la meglio tra gli altri 2 finalisti, Stefania Auci con L'Inverno dei Leoni, la saga dei Florio, e Andrea Apollonio con I Pascoli di Carta. Un premio che porta il nome di Leonardo Sciascia, che è un punto di riferimento per tutti quelli che scrivono, in particolare per chi scrive dalla Sicilia e sulla Sicilia. E poi perché è un premio della mia terra e mi sono molto contento di esserci. Ma cosa si ispira il libro? Beh, il libro è una vita di Gesù in prima persona, che abbraccia soprattutto il periodo dell'adolescenza di Gesù, in quei 17 anni che i Vangeli non hanno coperto, quindi ho trovato una finestra, è molto territorio libero dove immaginare, inventare e costruire una figura di Gesù molto umana. L'evento si è svolto presso il Tempio Valdese, il risultato partecipato, diversi momenti della serata che ha visto anche il saluto del sindaco Alfonso Provvidenza e dell'assessore alla cultura Alessandra Marsala. Questa è la 31esima edizione del premio, finalmente torniamo, purtroppo come è noto l'anno scorso a causa del Covid l'edizione è stata appunto rinviata a quest'anno e quindi siamo particolarmente felici, soddisfatti di ritornare. Il premio Raca al Mare ha sempre caratterizzato il nostro paese, il nostro territorio, tutti sappiamo che Leonardo Sciascia ha voluto fortemente realizzare questo premio e l'ha voluto realizzare a Grotte. Abbiamo avuto la fortuna nei primi anni di esistenza del premio di avere contemporaneamente a Grotte Sciascia, Gesualdo Bufalino, Consolo, più tardi Camilleri, e questo la dice lunga sulla qualità e sulla profondità culturale di questo evento. Quest'anno abbiamo una terna particolarmente importante, Auci, Apollonio e Calacciura, quindi mi auguro, sono certo che questi tre testi verranno accolti dalla nostra giuria con grande attenzione e sicuramente il vincitore sarà quello
quello che meriterà di più. Per il resto è un'importante vetrina per il nostro Paese, quindi io spero che il premio Ora Calmare già lo è nazionale e internazionale, ma lo possa essere ancora di più proprio grazie alla qualità che ogni anno qualifica questa nostra iniziativa. Tra l'altro non è l'unica, ne fate tante nel corso dell'anno. Sì, le manifestazioni culturali sono state sempre presenti al nostro Paese, abbiamo dei premi importanti, il premio Martoglio per esempio, ma tra l'altro voglio ricordare che il premio Ora Calmare Leonardo Sciascia Città di Grotte, ci tengo a dire quella che è la denominazione completa del premio. Quest'anno grazie al contributo dell'assessore Marsala che ha curato tutti gli aspetti del premio, ha previsto la realizzazione di tantissime iniziative collaterali, manifestazioni di vario tipo che già dall'estate sono state portate avanti, per cui un ricco programma che finalmente questa sera avrà una degna e importante conclusione. Il premio Ora Calmare è un momento fondamentale per la comunità, è un presidio, noi lo definiamo un presidio culturale come fosse un presidio medico. È fondamentale perché ci garantisce durante l'anno di sviluppare tutta una serie di progettualità rivolte alla cultura, alla narrazione ad alta voce, alla lettura ad alta voce, che diventano un momento particolarmente ricco e importante per il nostro Paese. Poi da anni il premio si distingue per l'importanza degli ospiti, dei premiati, dei vincitori e dei finalisti, per cui diventa veramente un motivo d'orgoglio per il nostro Paese, per non parlare dei presidenti che si sono seduti durante gli anni, quindi Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, la moglie di Sciascia e Gaetano Savatteri fino a quest'anno con il professore Salvatore Ferlita. Magari si pensa già alla prossima edizione? Assolutamente sì, da lunedì cominceremo già a essere operativi per la prossima edizione. Intanto ci aspetta il premio Ora Calmare Scuola, che è la versione per i ragazzi che funziona alla stregua del premio per adulti, per cui i ragazzi sono i selezionatori dei titoli e poi sceglieranno il vincitore, quindi parallelamente si svolgerà il premio per la scuola e successivamente ritorneremo alla ribalta con il premio Ora Calmare della città di Grotte. Un premio alla carriera è andato a Roberto Andò, la giuria è stata presieduta dal professore Salvatore Ferlita. Momenti di spettacolo sono stati quelli fatti dalla musica della brava Ginevra Grilli, che ha suonato l'arpa, e di Vincenzo Perrotta con le sue letture. Ha presentato l'evento la giornalista Elvira Terranova. Il premio quest'anno ha avuto anche il patrocinio gratuito del Ministero dei Beni Culturali. Ma guardi, a me mi commuove molto perché io ero molto legato a Leonardo Sciascia e quindi insomma, ricevere un premio nel suo nome mi fa un particolare piacere. Mi piacciono i premi piccoli, cioè che vengono fuori dalle piccole realtà serie che esprimono cultura, e quindi lo accolgo con grande piacere. Il messaggio di Sciascia è sempre attualissimo, vediamo che tutti ne parlano quotidianamente. Guardi, diciamo della generazione degli scrittori importanti che hanno lasciato un segno nella letteratura italiana, Sciascia è quello che in qualche modo si legge di più, perché molti altri grandi scrittori rimangono comunque grandi scrittori, ma non hanno più quei lettori che avevano un tempo. Leonardo, forse perché è legato proprio all'identità italiana più importante, continua a essere molto seguito, molto letto. Credo che essere qui sia un grandissimo onore, un grande privilegio, perché il premio Ora Calmare è l'unico premio legato a stretto filo al nome imponente di Leonardo Sciascia, per ragioni storiche e non solo. Quindi essere qui, essere tra i finalisti di questo premio è un privilegio quasi inspiegabile. Il libro di cosa tratta? È un giallo siciliano che sicuramente guarda all'opera di Leonardo Sciascia, che si colloca però dentro e lo tratteggia un fenomeno criminale poco conosciuto, che è il fenomeno della mafia dei pascoli,
Da qui poi il titolo, che è una semplificazione del fenomeno. Perché è sempre complicato selezionare, quindi sacrificare titoli, nomi, insomma esperienze letterarie. Però poi diciamo, la solitudine del Presidente viene esorcizzata dal confronto con la giuria tecnica, per cui quando io ho proposto la rosa di titoli diciamo, si è creata una consonanza immediata, per cui poi è stato quasi fisiologico individuare questa terna, che è una terna particolare perché sono 3 scrittori veramente diversissimi tra di loro, quindi questa è anche la forza di questa edizione, no? Una scrittrice che ha raccontato la storia dei Florio, trasformando la storia di una delle grandi famiglie dell'economia della storia siciliana in una vera e propria epopea. Poi c'è un giallo atipico che racconta la mafia dei Pascoli, che è una cosa che non aveva trovato finora declinazione letteraria, e poi il racconto umano, troppo umano, della vita di Gesù, no? Fatta da Giosuè Calacciura. Quindi alla fine questa terna dà una luce particolare a un'edizione del premio che vede pure come premiato speciale Roberto Andò, questo grande regista, scrittore, intellettuale siciliano. Dopo 2 anni di stop alle iniziative culturali, tra cui il prestigioso Premio Racalmare, stasera finalmente si riparte con la premiazione conclusiva. Quest'anno abbiamo anche ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura proprio per affrancare ancora di più questo premio a livello nazionale. Io ho messo tutto il mio impegno affinché appunto il Ministro Franceschini ci desse questo importante riconoscimento. L'altro Grotte, insomma, città a cui Sciascia fa sempre riferimento. Sì, Leonardo Sciascia fu appunto uno dei fondatori del premio, l'ha voluto fortemente e ancora oggi teniamo vivo il suo ricordo, sperando appunto di innovarlo e portarlo sempre avanti per le future generazioni. Oggi ripartiamo con il premio Racalmare. Come ben sapete, un fiore all'occhiello per la nostra comunità, e nella qualità di Presidente del Consiglio, l'intero Consiglio Comunale è orgogliosa che ogni anno Grotte porti avanti i suoi vessilli culturali. Il premio Racalmare, oramai fondato ovviamente da Leonardo Sciascia, diciamo, appartiene alla cultura letteraria del nostro comune. Approda a Milano la mostra fotografica intitolata Il mondo letterario di Sciascia al premio Racalmare, già esposta nel periodo estivo al Palazzo Comunale di Grotte a cura di Gaspare Agnello, e lo stesso Agnello nella capitale lombarda presenterà il libro La terrazza della noce. Vediamo. Professor Agnello, parliamo di questa iniziativa che lei sta facendo a Milano. Sì, giorno 5 alle ore 11 inaugureremo la mostra Il mondo letterario, la mostra fotografica Il mondo letterario sciasciano al premio Racalmare, che era già stata esposta a Grotte e a Racalmuto con grandissimo successo, e presenteremo il mio libro La terrazza della noce presso l'Opera Cardinal Ferrari, che è presieduto dall'agrigentino Pasquale Sentio. Ebbene, è una cosa che mi inorgoglisce, perché il rapporto tra Sciascia e Milano è stato grande. Sciascia, tutta la sua opera è ispirata da Manzoni e dal libro della colonna infame e da Cesare Baccaria, quindi 2 nomi importanti. Sciascia, insomma, aveva adottato Milano come sua seconda patria, quindi portare la mostra di Leonardo Sciascia a Milano e portare il mio libro, che poi parla del rapporto che ho avuto con Leonardo Sciascia, credo che sia una cosa molto importante, un rapporto culturale che si instaura tra nord e sud. La mostra si inaugurerà giorno 5, venerdì alle ore 11, in via Giovan Battista Boerio numero 3, e io spero che gli agrigentini che si trovano a Milano vorranno venire. Il venerdì e sabato resterò lì a Milano per ricevere gli amici che verranno a visitare la mostra, che resterà aperta fino al 24 di tutto il mese, e poi la mostra tornerà ad Agrigento e speriamo di farla al Museo Archeologico di Agrigento.
Sono onorato di ufficializzare l'ingresso in Fratelli d'Italia del già candidato sindaco di Porto Empedocle Rino Lattuca e dei 2 neoeletti consiglieri comunali Melania Anuara e Michelangelo Bruno Gallo. Ad annunciarlo è il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano. Con l'adesione di Melania Anuara e Michelangelo Bruno Gallo, che vanno ad unirsi al consigliere comunale eletto nella lista del nostro partito Roberto Marcolo, Fratelli d'Italia diventa il partito maggiormente rappresentato all'interno dell'aula consiliare empedoclina. Mi complimento con i nuovi arrivati e faccio loro un affettuoso augurio di buon lavoro. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Sorelle video influencer vincono il concorso Bella Sicilia, vediamo. Ciao a tutti! Siamo Antonella e Isabella di Sister Made Sicily. Vi facciamo scoprire l'itinerario di Alesia. Isabella e Antonella Lofranco si sono aggiudicate il primo posto del contest Video Influencer di Bella Sicilia. Le 2 sorelle, originarie di Misilmeri in provincia di Palermo, hanno scelto di raccontare nel loro video l'itinerario della Lesa, fermandosi nei comuni di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Pettineo e Castel di Lucio. Isabella e Antonella, che sui social di Facebook e Instagram hanno un profilo unico con il nome di Sister Made in Sicily, approfittando di una bella giornata, hanno deciso di registrare il loro video amatoriale tra i paesaggi e i monumenti della Fiumara d'Arte, dalla passeggiata di Castel di Tusa alle ceramiche di Santo Stefano di Camastra e poi la famosa piramide del 38° parallelo di Motta d'Affermo, gli ulivi di Pettineo, per finire al labirinto di Arianna di Castel di Lucio. Tanti commenti di apprezzamento sui social, ma soprattutto tante visualizzazioni, 25.602. Adesso lo sport, partiamo dal calcio. A Castellammare si ferma la corsa dell'Acragaz, i biancazzurri perdono 3-2, il big match dell'8ª giornata del campionato di eccellenza fa scivolare i biancazzurri al 3° posto in classifica, 1 punto delle 2 capoliste Mazzarese e Canicattì. Carmelo Lentini traccia anche un bilancio, vediamo. L'Acragaz accarezza il sapore della vittoria, ma nei minuti finali inesorabilmente subisce un 1-2 micidiale e finisce al tappeto. 3-2 il risultato finale. Un vero peccato e un'occasione propizia buttata al vento dopo una condotta di gara buona per gran parte del tempo, poi un inspiegabile calo di tensione e la frittata è servita. La gara era iniziata sotto i buoni auspici per la compagine dei Templi, che ben presto prendeva le redini del gioco in mano e teneva sotto pressione la difesa di casa. Sugli scudi saliva il portiere di casa Di Paola, bravo a togliere in tempo le castagne dal fuoco con un paio di parate provvidenziali. Ma al 33esimo deve arrendersi ad un forte tiro di Rosario Costantino che porta meritatamente in vantaggio l'Acragaz. Si scuote il Castellammare che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riesce a pareggiare con l'ex biancazzurro Giuseppe Perrone. Con questo risultato si va a riposo, ma per ciò che si era visto in campo l'Acragaz avrebbe meritato di chiudere in vantaggio. Ritornati in campo non passano che pochi minuti che l'Acragaz si riporta nuovamente in vantaggio con il proprio capitano Cipolla con un bel colpo di testa. La gara sembrava essere ben salda in mano acragantina. In un'azione inesistente però la compagine dei Templi ha la ghiotta opportunità di segnare anche il 3° gol e chiudere la partita. L'arbitro infatti assegna un calcio di rigore alla squadra biancazzurra per atterramento di Ferrigno in area. Sul dischetto si presenta Costantino, breve rincorso e palla che va a cozzare contro il palo. A questo punto si registra un brutto calo di tensione mentale, ma anche qualche leggerezza difensiva. Ne approfitta Castellammare per raggiungere il pari. Un'azione innocua, un fallo visto dall'arbitro in piena area acragantina e penalty trasformato da Gianluca Cardinale. Aumentano ritmi e pressione da parte dei locali che all'85esimo segnano il gol vittorio con Maltese in mischia. Un'occasione sprecata ma anche una beffa per gli uomini di Giuseppe Anastasi che vincendo, visti gli altri risultati, avrebbero conquistato la vetta della classifica in solitaria. Domenica arriva il CUS Palermo ed occorre ritornare alla vittoria per rimanere aggrappati all'alta classifica. Alfonso Cipolla, proviamo a commentare questa sconfitta rocambolesca dell'Acragaz contro il Castellammare. Sì,
rocambolesca perché purtroppo abbiamo fatto un grande primo tempo, anche se abbiamo subito gol alla fine, però abbiamo fatto un grande primo tempo. Siamo andati subito in vantaggio, lo potevamo chiudere con il calcio di rigore, purtroppo non è stato così. Non voglio trovare scusanti o alibi, però per delle disattenzioni, oltre che nostre, perché abbiamo le colpe sicuramente noi principalmente, ma anche dell'arbitro. Diciamo che usciamo sconfitti da questa partita. Cosa è mancato oggi all'Akragas per provare a portare a casa l'intera posta in palio? È mancata un po' di esperienza, perché alcuni episodi andavano gestiti meglio e diciamo che con un pizzico di fortuna magari avremmo potuto vincere questa partita. Quanto amaro in bocca vi lascia questa sconfitta in rimonta del Castellammare? Hai detto bene, in rimonta, perché una squadra come la nostra non può andare 2 volte in vantaggio e farsi recuperare, addirittura farsi superare con un gol in più. Il rammarico è lì, sta tutto lì, perché noi l'avevamo interpretata bene al primo tempo, l'avevamo messa nella giusta via e il rammarico sta lì perché sapevamo che questo era un campo difficile, con una bella squadra organizzata che sanno giocare a calcio. E il rammarico sta lì perché avevamo fatto una grande impresa, ma purtroppo è andata male. Poteva diventare in caso vittoria dell'Akragas una giornata favorevole per i colori biancazzurri per rimanere da soli in vetta alla classifica. Invece la compagine dei Templi, pur trovandosi ad un solo punto dall'alto, deve recitare il mea culpa per i 3 punti sfuggiti di mano in malo modo. Ed è una sconfitta che costa cara, anche perché al secondo posto è stata raggiunta dalla Nissa e dallo stesso Castellammare. Sicuramente ci sarà tempo per recuperare, ma simili abbassamenti di tensione mentale non devono più succedere. Vince l'Enna che manda in tilt la giovane squadra del Casteltermini, mentre finisce in parità l'atteso derby agrigentino tra Pro Favara e Canicattì. La compagine favarese adesso occupa una posizione in classifica di tutto rispetto in attesa di tempi migliori. L'Unitas sciacca si inceppa con il Monreale e non va al di là di uno squallido 0-0. Finisce in parità l'atteso scontro con il Don Carlo Misilmere e la Mazzarese, con gli ospiti che erano andati per primi in vantaggio. Si è trattata di una domenica interlocutoria dove non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale. La lotta al vertice è apertissima e ben 5 squadre sono nel giro di appena 2 punti. Domenica attende un altro turno di fuoco e su tutti spicca Canicattì Mazzarese, poi c'è Enna Castellammare, Oratorio Marineo Mazzara e il derby Unitas Sciacca Casteltermini. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa domenica. Casteltermini Enna 0-3, Marsala Marineo 0-3, Monreale Sciacca 0-0, Don Carlo Misilmeri Mazzarese 1-1, Mazzara Nissa 0-1, Pro Favara Canicattì 0-0, Castellammare Akragas 3-2, Cus Palermo Parma Valle 3-3. La classifica dei primi posti, Canicattì e Mazzarese sono a 17 punti, seguono con 16 Akragas, Nissa e Castellammare, mentre a 14 punti c'è l'Oratorio Marineo, mentre il Don Carlo Misilmeri è più staccato di un punto insieme all'Enna. Adesso il basket, seconda vittoria consecutiva per la Fortitudo davanti ai propri tifosi che batte Salerno 76-65. Vediamo. Aperta una partita abbastanza complicata, combattuta, fatta bene dal punto di vista difensivo ed è stata una vittoria molto importante. Sì, è una vittoria importante. Volevamo questa vittoria per cercare una continuità che ancora non abbiamo trovato da questo inizio di campionato, cioè non avevamo mai fatto vittorie di fila, con questa è la seconda vittoria di fila che facciamo. E sì, un avvio un po' duro, un po' difficile, e buone difese alternate a basse percentuali anche, e un buon terzo periodo, un buon terzo quarto ci ha permesso di prendere un distacco che abbiamo portato fino alla fine, ma comunque è stata una partita tosta. Quanto è stata differente rispetto alla partita di Supercoppa?
Ovvio, perché comunque era ancora inizio anno, le squadre dovevano ancora compattarsi, conoscersi bene, dovevamo anche conoscerci meglio noi tra compagni di squadra. C'è poca alchimia all'inizio, no? Poi col tempo, dopo 2 mesi mi sa che sono passati, sia noi che loro eravamo più tosti, più sul pezzo, poi inizia a lavorare più sui punti di forza, quindi poi viene più difficile giocare, il livello si alza automaticamente. Adesso si affronta un'altra partita domenica prossima, come si affronta, cosa si prende di buono da questo match? Ma abbiamo tempo di analizzare tutto quello di buono che abbiamo fatto, da domani cominceremo a lavorare per la prossima partita, saremo fuori casa, iniziamo a lavorare sull'avversario e cercheremo di andare a vincere là. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.